I denti fissi su impianti che ti mettono in bocca possono essere rigettati? No, gli impianti fissi non possono essere rigettati dal tuo corpo, possono cadere col tempo se ti sei rivolto a cliniche low cost e professionisti improvvisati, e ora ti spiego perché. Quando l'impianto sul quale vengono montate poi le protesi, i denti fissi, sembra uscire, comincia a muoversi o inizia a far male. La responsabilità è di chi lo ha fatto e inserito, o non è stata risolta la problematica principale, la parodontite, e quindi l'osso continua a essere eroso. Oppure l'impianto era progettato male e installato altrettanto male. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Talvolta questo è dovuto anche alla mancanza di gengiva attorno agli impianti dentali. So esattamente cosa pensi quando sei da solo. Oltre al viaggio, alla cifra da spendere, il dubbio che hai è che nessuno ti garantisce che il risultato sarà quello desiderato e che gli impianti e i denti dureranno una vita intera. Ti guardi allo specchio, vedi la tua bocca martoriata e pensi: e se fossi io il prossimo sfortunato? E se dovessi essere io a tornare dall'estero con la bocca e la faccia rovinata? Non si tratta di una paura stupida, e la capisco. Oggi sono sempre di più le notizie di denti su impianti che vengono espulsi dall'osso, che cominciano a muoversi, di infezioni sorte dopo interventi all'estero. Chi scrive di queste notizie però non ti dice chi è il vero responsabile di tutto ciò. È solo chi non è stato in grado di fare un lavoro completo. La stampa si limita a riportare la notizia e a spargere la paura, perché da sempre l'obiettivo della stampa è quello di fare ascolti o totalizzare visualizzazioni, non di formare realmente. In questo video però non ci girerò attorno, anche perché io non sono un giornalista ma un professionista qualificato che ha già aiutato più di 25.000 pazienti a ritrovare il sorriso. Sono il primo dentista ad aver aperto un canale TV nazionale per fare informazione e per darti tutto quello che ti serve per riottenere una vita degna di essere vissuta. Puoi sintonizzarti su Dr. Palmas TV al tasto 261 del telecomando sul digitale terrestre e seguire il palinsesto che 24 ore al giorno non fa altro che informarti su come poter riottenere i denti che avevi quando avevi 20 anni. Ti mostro il dietro le quinte dei miei laboratori, dove da anni produciamo i migliori denti fissi su impianti al mondo, senza timore di mostrare come lavoriamo. Un impianto dentale non può essere espulso dall'osso. Il titanio che viene usato per gli impianti dentali è biocompatibile, non viene quindi riconosciuto dai nostri tessuti come un corpo estraneo e viene usato dal 1946. Non stiamo parlando di una tecnologia nuova. Il tuo corpo quindi non lo attacca, non lo combatte, anzi l'osso fa esattamente il contrario, lo ingloba, divenendo un corpo unico con l'impianto, grazie a un processo che si chiama osteointegrazione. Quindi quando un impianto si muove e arriva addirittura a cadere, il problema è che c'è o una malattia che sta corrodendo l'osso che non è stata fermata, o dei carichi magari masticatori, delle protesi non fatte correttamente che portano alla sua espulsione. E cosa mai potrà succedere a una vite in titanio inserita all'interno di un osso che di giorno in giorno viene consumato, mangiato dalla piorrea?
Ovviamente nel giro di qualche mese l'osso non ci sarà più, mentre il titanio dell'impianto, che non può essere corroso dalla malattia parodontale, rimarrà lì, come uno scoglio fuori dall'acqua, e non sarà più in grado di tenere fermi quei denti che teoricamente dovrebbero essere fissi. Di fronte a casi come questi, la prima causa è il tempo. Ecco perché da tempo dico che i denti fissi in 24, in 48 ore, in 6 ore o pochi giorni sono una bugia, un'omissione, perché per poter fare una diagnosi precisa che serve a capire come curare la bocca del paziente prima di procedere all'inserimento delle protesi provvisorie, serve almeno una settimana. Il secondo sono i materiali. Se il prezzo è troppo basso, non puoi di certo aspettarti che i materiali usati siano di chissà che qualità. Quando parliamo di salute, ricordati che quello che non paghi coi soldi lo paghi tu in salute. Quindi valuta te se ne vale davvero la pena. Il vero nemico quindi è un sistema che vuole massimizzare i profitti risparmiando sulla tua sicurezza. Io però, insieme alla mia equipe, ho deciso di dichiarare guerra a questo sistema. Qui in Moldavia, nei miei policlinici di eccellenza, do ai nostri pazienti la certezza di un risultato duraturo, in grado di accompagnarti per il resto della tua vita. E concretizziamo questa promessa con una garanzia vita che copre da ogni possibile problema i tuoi denti fissi, a patto che tu te ne prenda cura come ti indicheremo di fare. Nei nostri policlinici accederai a un percorso contraddistinto in ogni sua fase dall'eccellenza e dalla qualità, dove niente è lasciato al caso, perché la nostra missione è riportare la tua bocca indietro di 40 o 50 anni, anche 60. Per fornirti maggiori informazioni voglio farti vedere un caso reale, per farti capire al meglio come la parodontite o piorrea agisce sull'osso e quanto sia di fondamentale importanza rivolgersi a professionisti o centri in grado di seguirti in un percorso reale di guarigione e non in un viaggio express low cost dai risultati incerti e fasulli. Prima voglio farti vedere questa lastra, dove puoi vedere chiaramente il profilo dell'osso normale. È quello che ti evidenzio ed è in questo osso che vengono inseriti gli impianti dentali. Ora invece guarda questa lastra. Questo è un lavoro fatto in uno dei tanti paesi in cui si trovano offerte low cost per denti fissi in 6 o 24 o 48 ore, ma fai attenzione perché anche nel tuo paese esistono truffe simili. Ora guarda dove dovrebbe essere e guarda questa vite dell'impianto. Cosa è successo qui? Che il lavoro è stato fatto, gli impianti sono stati inseriti e i denti sono stati anche posizionati, però è meglio non parlare di come erano quei denti. L'osso ha continuato, nonostante ciò, a essere eroso dalla piorrea, perché in 24 ore nessuno ha fatto gli esami diagnostici e impostato la terapia per andare a fermare la malattia e verificare che non ci fosse un'infezione. Così questo paziente per quasi un anno ha goduto di denti fissi su impianti, ma poi ha iniziato ad avere dolore, i denti hanno iniziato a muoversi, il cibo a incastrarsi e i disagi a tornare. Adesso ti è facile capire quale sia il problema? Questi hanno messo gli impianti in 24 ore perché tanto basta bucare e avvitare, ma non hanno fatto nessun esame per capire quale fosse il reale stato di salute della bocca di questo paziente. L'obiettivo tanto era spillarti qualche migliaio di euro e mandarti a casa con dei denti di plastica bianchi come il gesso. E secondo te questo paziente cosa ha dovuto fare? Oltre ad aver buttato 3.000, 4.000 o 5.000 euro, ha dovuto spenderne altri per sistemare il danno che gli era stato arrecato e per intervenire su una bocca che ormai non aveva più osso. Se si fosse rivolta a noi fin da subito avrebbe speso circa la metà e avrebbe in bocca dei denti fissi su impianti ancora uniti al suo osso, mentre ora invece ha degli esoscheletri che si agganciano alle gengive perché grazie al cielo siamo specializzati anche in impianti per pazienti che hanno perso completamente l'osso. Qualsiasi preventivo sotto i 7.000 euro nasconde qualcosa che è meglio approfondire. Puoi contattare i nostri policlinici attraverso il numero verde
anche per un secondo parere senza impegno. Se hai guardato questo video, ora sai perfettamente come funziona il sistema e sai perfettamente cosa puoi aspettarti qui da noi in Moldavia. Un volo di un paio d'ore e un percorso che dura all'incirca un anno. Ti garantiscono un risultato duraturo e la tranquillità di poter tornare a mangiare e a sorridere come facevi un tempo. Clicca il link che trovi in descrizione e chiedi subito un secondo parere. È gratuito e può cambiarti la vita. Se vuoi seguire tutte le news che riguardano le nostre tecnologie e le opportunità che mettiamo a disposizione di tutti, collegati col telecomando al televisore di casa, sintonizzati sul canale 261 del Digitale Terrestre, dove puoi trovare Dr. Palmas TV, primo e unico canale nazionale dedicato alle riabilitazioni estreme della bocca, che ti spiega come curarti all'estero, spendendo in modo intelligente e mantenendo i più alti standard di qualità. Un palinsesto che ti svela tutti i retroscena e le truffe che esistono in questo ambito per renderti consapevole e offrirti la possibilità di scegliere la miglior soluzione al riparo dalle truffe. Ti aspetto e ti auguro una buona guarigione. Un saluto da Dr. Palmas.